Si continua a parlare di candidatura per le prossime elezioni comunali ad Agrigento. Dopo gli interventi degli onorevoli Gallo e Pullara si registrano così nuove prese di posizione, quelle relative al partito di Meloni, Fratelli d'Italia, e quelli dei giovani di Forza Italia. In vista delle elezioni amministrative del 2020 nello scenario politico agrigentino, ormai da qualche settimana cresce il fenomeno del totosindaco. Interviene così in merito il dirigente regionale di Fratelli d'Italia, Costantino Ciulla, che afferma: a differenza delle precedenti tornate elettorali, assistiamo in tempi non del tutto maturi a indiscrezioni su candidature alla carica di primo cittadino, ufficiali e ufficiose, a possibili alleanze o pseudotali e probabili coalizioni improponibili di soggetti politici che fino a pochi giorni fa erano in totale contrasto tra loro in ogni qualsivoglia punto programmatico e ideologico. Certamente lo scenario a oggi prospettato, continua Ciulla, mette in confusione gli elettori del capoluogo agrigentino che sarà chiamato alle urne nella prossima primavera. Il gruppo di Fratelli d'Italia, ormai affermato ad Agrigento, in costante crescita e al passo con le percentuali del Partito Nazionale rappresentato da Giorgia Meloni, è già al lavoro da tempo per la composizione della lista che comporterà l'elezione dei componenti il prossimo Consiglio Comunale di Agrigento. Al contempo, in linea con le politiche già attuate in diversi comuni e regioni d'Italia che hanno visto il successo della compagine unita di centrodestra, auspichiamo sul buonsenso di tutti gli altri soggetti politici e civici. Pertanto, continua Ciulla, in un aperto e costruttivo dialogo cercheremo di proporre alla città una coalizione sana e compatta che possa dare alla nostra Agrigento un sindaco con una maggioranza forte in Consiglio Comunale e una squadra di tecnici competenti che abbia l'interesse comune di classificare Agrigento nelle posizioni che merita e che non sia il solito fanalino di coda in termini di crescita, sviluppo e gradimento. Siamo certi, afferma Ciulla, che insieme troveremo la giusta armonia per poter convergere nella scelta di un unico candidato a sindaco che abbia la giusta temperanza e che abbia a cuore esclusivamente il bene per le sorti future della nostra amata Agrigento. La dirigenza di Fratelli d'Italia, costantemente al lavoro e all'ascolto delle istanze proposte degli agrigentini, in questa dedicata vicenda e senza pregiudizio alcuno sarà vigile, attenta, coerente e non consentirà giochi di prestigio che possono arrecare ulteriori danni a questa città da troppo tempo abbandonata al suo destino. In merito alle prossime elezioni amministrative interviene Lilli Dinolfo, responsabile dei giovani di Forza Italia. Nel merito delle elezioni amministrative che si svolgeranno ad Agrigento, la Dinolfo auspica l'individuazione di una personalità di rilievo, quale candidato a sindaco della città dei Templi, cui affiancare una squadra allo stesso modo di elevato profilo, e ciò sottolinea nell'ambito del centrodestra. Forza Italia, aggiunge Lilli Dinolfo, è da sempre coerente con la propria collocazione politica. Per tale ragione bisogna incentivare il dialogo costruttivo con le forze politiche a sostegno del governo di Nello Musumeci alla regione e quindi diventerà bellissima gli altri partiti della coalizione di governo. Solo così procedendo si perverrà a una candidatura unitaria, forte e rappresentativa a beneficio del territorio, conclude Lilli Dinolfo.